Sono qua con Gabriel Cairo del Breganza. Allora, innanzitutto i miei complimenti perché avete fatto la più bella partita della stagione. Il risultato è bugiardo, non si meritavano sicuramente 10 gol. Siete entrati sicuramente convinti con un'altra testa, forse qualche errore troppo in difesa, però secondo me da questa prestazione di oggi bisogna ripartire perché davvero siete stati concentrati più del solito, siete rimasti in partita, non avete mai mollato. Purtroppo qualche errore, qualche momento sfortunato, la palla che non entra e quella leggerezza nel momento del cambio quando doveva entrare Pietro Agostini per battere, che siete rimasti in tre e forse è pesato sulla partita. Sì, io penso che oggi abbiamo fatto una bella partita, soprattutto a livello di attitudine, perché abbiamo lottato fino alla fine e quello è quello che ci ha detto l'allenatore che facciamo. Niente, penso che è stata una bella partita anche per il pubblico, per quello che non viene a avere tutti i bambini, tutti l'abbiamo dato una bella partita, abbiamo lottato fino alla fine e niente, il gol di cara a porta penso che oggi abbiamo stato un po' più fortunati che altre partite, ma questa è la strada da seguire, penso che questa è la strada da seguire e niente. Se ti chiedo la cosa migliore di questa partita e questa invece è quella che avresti cambiato, la peggiore? Cosa scusa? La miglior cosa, cioè quella che avete fatto meglio e dove invece avreste dovuto fare di più? Penso che la cosa che abbiamo fatto meglio oggi, soprattutto l'attitudine che abbiamo fatto nel primo tempo anche nel secondo. Mentalità soprattutto. La mentalità, sì, abbiamo in 2 gol sotto marcatore, abbiamo lottato per pareggiare la partita e niente, dopo cosa migliorare, mi sa che quella palla persa che perdiamo, palla nell'uscita della pressione, anche in metà campo, quello dobbiamo migliorarlo di più. Penso che abbiamo fatto una bella partita e questa è la strada da seguire. Esatto, imboccato la strada giusta. Quindi fra 2 settimane vi aspetta il Novara, sarà anche un altro scontro importante perché entrambi siete nelle parti basse classifiche, quindi ci aspettiamo un'altra lotta fra 2 settimane, vi vogliamo così. Grazie mille Gabriel Cairo, alla prossima.